Tararararam. Buongiorno, Sammy Varin, Potere al Popolo, 8 minuti dopo le 11. Buon mattino rinnovato, ben ritrovati con lo spoglio in Val d'Aosta. Elezioni regionali, ricordiamo, urne aperte ancora nelle Marche, anche se l'affluenza è in calo. Mi raccomando, c'è tempo fino alle 15 per votare. Mentre in Val d'Aosta cosa succede? Alle urne si è recato ieri il 62,98% degli aventi diritto. Niente male, anche se si poteva fare di meglio. I primi dati dicono che un voto su 3 arriva al centrodestra. Troppo poco, vogliamo di più. Stiamo a vedere, monitoriamo. Intanto però tra poco vi porto a mangiare in un'azienda agricola di Nizza Monferrato, in provincia di Asti, sulle colline, ragazzi, dove si sta bene, si mangia ottimamente e si può portare a casa anche qualche cosa gnam gnam di squisito. Tra pochissimo ve ne parlo. Prima però vi porto in Parlamento con intervento del deputato della Lega Formentini, ma soprattutto c'è la canzone indipendente con Alessandra Clemente tra pochissimo. Prima il Qui Parlamento. Restate lì, dove andate? Restate con noi. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Abbiamo appena sentito parlare di riconoscimento della Palestina. La Lega l'ha detto più volte in quest'Aula, l'ha detto tutto il centrodestra. Finché c'è Hamas non possiamo riconoscere la Palestina perché faremo un favore ai terroristi islamici di Hamas. E non è una scusa, non è un voler differenziarsi a tutti i costi dagli altri governi, ma anzi è uno sforzo finalmente di avere la pace. La pace la si avrà quando saranno restituiti gli ostaggi che da 2 anni sono nelle mani dei terribili terroristi islamici. La si avrà quando finalmente da parte palestinese si riconoscerà pienamente il diritto all'esistenza e a vivere in serenità di Israele, perché non dobbiamo mai scordarci da dove tutto ciò è partito, da quel 7 ottobre. E allora in questo momento non c'è bisogno di spot elettorali, non c'è bisogno di strumentalizzare missioni umanitarie per creare problemi al nostro paese, alla nostra sicurezza nazionale. C'è bisogno di restare tutti uniti, di essere responsabili, di prendere le distanze con fermezza, cosa che non ho sentito in quest'Aula, da chi tutto distrugge, tutto travolge, da chi aggredisce, ferisce le nostre forze dell'ordine, i nostri militari. Noi della Lega abbiamo chiaro, noi stiamo con quei ragazzi che devono difendere l'ordine pubblico contro chi cerca l'incidente, cerca di destabilizzare il nostro paese. Questo è l'obiettivo e chi non prende le distanze da quelle persone è complice. Non staremo mai con la Rackete che sperona le navi, non staremo mai con Francesca Albanese che semina odio, non staremo mai con la Salis che incita alla violenza. Colleghi, no, non si capisce la ragione per la quale quando parlate voi non volete essere disturbati e quando parlano gli altri volete disturbare. Non è chiaro. Qui ognuno ha il diritto di dire ciò che pensa e l'Aula deve essere silenziosa in ascolto. Grazie Presidente, Prego. Questo è proprio quello che noi della Lega Salvini Premier continuiamo a denunciare, questa campagna d'odio, di demonizzazione dell'avversario, questo tentativo di imporre con la forza una verità assoluta, quella di non accettare chi professa un'altra idea. E allora chi urla in quest'Aula assassino fomenta la violenza, chi in quest'Aula invita esponenti di Hamas ecco la violenza. Noi della Lega non li abbiamo mai invitati, non abbiamo mai avuto rapporti con Hamas. E allora, venendo al fronte orientale, come invocano dall'opposizione, colgo l'occasione per ricordare che poche settimane fa in quest'Aula si è discusso per l'ennesima volta di interrompere gli accordi in materia di difesa con Israele. Bene, se anche voi, come noi, amate
le democrazie, l'Occidente, la pace. Dovreste sapere che se noi siamo in grado di pattugliare i cieli sopra il Mar Baltico, le repubbliche baltiche, la Polonia, noi lo possiamo fare perché abbiamo anche tecnologia israeliana che ci permette di farlo. Mentre qualcun altro, l'Iran, fornisce droni Shahed per bombardare una repubblica. Ecco, questa è la differenza. Noi sappiamo bene cos'è l'Occidente dei valori, un'antica civiltà, un Occidente che non ha bisogno di lezioni di morale di chi pensa di possedere la verità. Noi umilmente cerchiamo solo di lavorare per la pace. Grazie Presidente. Qui Parlamento. Mountains can tell some secrets you've never known. The smell of that space can make you know every word. Rivers slow dance through white lands where snow can rest, and there you can feel how fast grows an innocent soul. I want to reach the shore to wash my sins away. Let them go, 'cause I am ready to be saved. Love is given, all around I can see me. Love is given, I can see we're living. Colors embrace your whole space and all the shapes. Your past has no name. Eternal to eternity. I waited for so long. Something I didn't know. I chased a million lives to find what I've become. Here I left my chains. Love is given, all around I can see me. Love is given, I can see you leaving. La la, bella la musica di questa artista che stiamo tenendo d'occhio, anzi d'orecchio. Si chiama Alessandra Clemente con Love is Given, ma soprattutto con Mad Game, la nuova canzone che è in uscita proprio, manca pochissimo. Sbirciatela sul canale YouTube Alessandra Clemente, perché tra poco esce
il nuovo pezzo. Intanto sono le 11:18, mentre parlo succedono cose, tutti i siti si sono aggiornati con i risultati delle elezioni in Val d'Aosta, regionali in Val d'Aosta avanti l'Union Valdôtaine, scrive il Corriere, mentre Repubblica, regionali primi dati in Val d'Aosta, boom dell'Union Valdôtaine, cresce il centrodestra. La buona notizia è che pare che il centrodestra unito faccia un numero eccezionale, che quindi per forza, qualunque sia il presidente, bisognerà bussare al centrodestra. Direi che è una notizia? Direi di sì. Vogliamo parlare di cose buone da mangiare? Sì, dai, che cavolo. Inizio a avere fame, si avvicina a mezzogiorno e a Pontida, l'altra domenica 21 di settembre, abbiamo distribuito al nostro stand, quello di Radio Libertà, sul sacro pratone di Pontida, tante squisite degustazioni. Qualcuno di voi se l'è portata a casa, qualcuno di voi non ha resistito, se l'è mangiata lì direttamente sul posto. Degustazioni, gnam gnam gnam. Sì, c'erano delle confetture, delle cose più sul dolce, più sul salato. Che cavolo abbiamo distribuito? Che poi mi chiedevate, ma dov'è il negozio, eccetera. Beh, alla fine mi avete rotto così tanto le scatole che io ho deciso di chiamare, soprattutto di chiamare questo negozio per ringraziarlo della gentilezza. Abbiamo con noi Federica Gatti, buongiorno! Ciao, buongiorno. Piacere di Buongiorno. trovarti. L'azienda agricola dove lavora Federica Gatti si chiama Per Sbaglio, azienda agricola Per Sbaglio, signori, si trova nelle colline del Monferrato, a Nizza Monferrato in provincia di Asti, e si pone l'obiettivo di avere un prodotto il più naturale e gustoso possibile. Vi ho fatto qualche esempio se mi siete venuti a trovare al gazebo di Radio Libertà a Pontida, ve lo siete portati a casa questo esempio, quindi prima di tutto Federica ti ringrazio per la gentilezza che hai avuto dandoci prova delle squisitezze che producete. Federica? Grazie a voi. È stato un piacere. Grazie. Ma cosa fate? Cosa vi è venuto in mente di fare? Perché nelle foto che state sbirciando, cari ascoltatori, se ci guardate sui social, vediamo una varietà incredibile. Si passa dalle composte di frutta alle composte per formaggi, prodotti a base di nocciole, miele, torrone. Attenzione, tutte cose che voi direte, sì, ormai si trovano anche al supermercato. Qui sta la differenza, signori, quante volte ve l'ho detto, ve lo devo ripetere, fare la spesa dal contadino è diverso, e soprattutto se volete fare una bella figura, se volete preparare già adesso la lista dei regalini di Natale o per qualche compleanno, o semplicemente perché sapete che il prossimo mese dovete andare a una cena e volete portare qualcosa di un po' diverso dal solito. Federica, io mi fermo. Facci un Sì. panorama di cosa producete, ma soprattutto qual è stata questa tua scelta di vita, buttarti in un lavoro che, attenzione, noi ci scherziamo, ma non è per niente una roba leggera come andare a lavorare in fabbrica la mattina. Federica. No, è abbastanza pesante, però dà soddisfazioni. Diciamo che io ho iniziato questa nuova vita nel 2018, perché prima lavoravo in uno studio legale e ho studiato legge. Capito? Ho rivoluzionato la mia vita. Capito? Studiava legge nello studio legale al calduccio, bella tranquilla, i piedi sotto il tavolo, e poi i piedi hai cominciato a metterli da altre parti, in mezzo al fango, in mezzo alle vigne, in mezzo alla natura, che forse anche è più bello, dà delle soddisfazioni diverse. Perché questa scelta, e che cosa ti sta dando questa scelta rispetto a un lavoro qualunque? Ma il sogno è sempre stato quello di vivere in campagna. Allora ho detto, ma perché no provare a trasformarlo in un lavoro? Tanto il lavoro d'ufficio non era per me.
non mi piaceva stare chiusa in una stanza e allora ho iniziato questa vita. È stancante, perché comunque è una vita molto stancante, però le soddisfazioni ci sono e vivere all'aria aperta in mezzo alla natura è un sogno, è la realizzazione del sogno. E da lì è nato il discorso laboratorio. Ho detto, ma comunque coltivo tante cose, perché non trasformarle anche? E diciamo che ho fatto più che altro degli esperimenti e gli esperimenti a quanto pare piacciono. Quindi, E signori, quindi i sogni di questa giovane ragazza, giovane quanto? Quanti anni hai, Federica? non più tanto giovane, adesso 37, Giovane, una via di giovanissima. mezzo. I sogni di questa giovane ragazza si sono trasformati in prodotti che, chiamarli prodotti è quasi brutto perché sono ancora sogni, sogni che vi portate a casa, sogni di cose buone, di cose selezionate, di cose che non si trovano nei negozi, sogni per provare ancora quei sapori difficilmente trovabili se non andate direttamente sul territorio. Facci qualche esempio di qualche sogno diventato realtà, una realtà che chi vi viene a trovare nella vostra azienda agricola che si trova a Nizza Monferrato in provincia di Asti, ma che può tranquillamente ordinare, immagino che ci sia un sito internet, un numero di telefono, un sogno che diventa realtà e che vi portate a casa e che potete regalare. Chiaro, signori, qui parliamo di piccole produzioni, piccoli produttori che difficilmente troverete su Amazon o su altri supermercati, ma che proprio per questo hanno una marcia in più, perché bussano direttamente alle tradizioni, alle lingue, ai dialetti, al territorio dove i vostri nonni, i vostri genitori magari hanno vissuto o hanno raccontato qualcosa. Raccontaci qualche esempio di cose squisite che stanno avendo un successo incredibile nella tua azienda agricola e che magari proprio in questo momento qualcuno può venire a cercare direttamente sul posto o attraverso il sito internet. Possiamo spaziare sia dalle composte di frutta, che secondo me una molto particolare e molto buona può essere quella di Moscato d'Amburgo, che è un'uva da tavola, che secondo me racchiude proprio anche l'idea di questo territorio. Comunque siamo nelle colline del Monferrato, zona soprattutto di vigna, quindi perché no fare una composta con l'uva? E questo è da colazione. Da formaggio può essere la composta di Barbera, oppure la composta di Moscato, proprio Moscato d'Asti, dove secondo me si abbinano molto bene con i formaggi e rappresentano anche questa terra, che quindi non è solo vino, ma può essere anche un discorso di marmellate. Quello che io sto puntando tanto in quest'ultimo periodo è l'olio, perché uno dice, ma in Piemonte le olive non sono presenti, e invece no. Invece si sta cominciando anche qua un discorso di olive, di oliveti, e mi sto buttando in questa avventura. Quindi oltre che le composte, oltre che le nocciole, oltre che il vino, perché no metterci anche l'olio extravergine d'oliva, questo bisogna dirlo. Quindi ci può essere anche questa nuova possibilità da assaggiare. Ragazzi, produzione, dico familiare o quasi, cioè non pensate che siano produzioni immense da accontentare tutti quanti, però visto che ci stiamo avvicinando all'autunno, ma non ci vogliamo arrendere al frescolino che comincia a fare, beh signori, tra gli appuntamenti del weekend fare un bel giro a Nizza Monferrato, Asti, all'azienda agricola Per Sbaglio, si chiama così, per scritto con la X, può essere un'idea anche per fare appunto un weekendino gnam gnam mangereccio portandovi a casa qualche cosa.
Federica, prima di tutto chiaramente un grande grazie per il regalone che hai fatto ai nostri ascoltatori, per chi ci è venuto a trovare allo stand di Radio Libertà e ha potuto portarsi a casa questi squisiti assaggini. Cosa consigli ai nostri ascoltatori che volessero provare le vostre squisitezze? Una visita direttamente nell'azienda agricola, sul sito internet o che cosa? Ma io consiglio sempre comunque di venire direttamente qua. Uno, per vedere l'ambiente in cui vivo, quindi proprio stare a contatto con la natura e assaggiare direttamente i prodotti all'interno dell'azienda, perché sicuramente è un'atmosfera diversa, cioè si vive proprio a fondo l'idea della campagna, dell'agricoltura o comunque dei prodotti naturali. E in poi perché comunque organizziamo anche eventi, quindi che possono essere degustazioni, che possono essere eventi per bambini o anche eventi per adulti. Quindi secondo me in presenza è sempre la cosa migliore, però ovvio che chi è lontano può anche sempre acquistare attraverso il sito internet. Realizziamo anche dei box degustazioni, quindi offriamo più servizi, diciamo. Ecco, e io sono pronto a qualunque box degustazione. Signori, www.aziendaagricola scritto con la x.com, se volete maggiori informazioni, o perché no, anche su Instagram, laboratorio per sbaglio, salta fuori tutto quanto. Chiaramente io vi invito sempre ogni tanto a uscire di casa, a fare due passi e prendete sta macchina e andate a trovare l'azienda agricola per sbaglio a Nizza Monferrato, strada Baglio 22, e chiaramente quando conoscete la Federica gli dite: uè, ho provato le tue squisitezze a Pontina, ho deciso di fare rifornimento, magari preparando i regalini per qualche evento o addirittura per Natale. Meglio cominciare a pensarci subito. Federica, veramente grazie, buon lavoro, ti stimiamo, ma soprattutto facciamo il tifo per le cose genuine in cui crediamo da sempre. Grazie mille. Allora vi aspetto. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Sono disperato, non ce la faccio più, no, non ce la posso fare. Faccio fatica, ragazzi, ho una certa età, Allora, mi state chiamando, sono Alberto Acerbis, mi avete riconosciuto la voce, mica ogni volta devo presentarmi, sono mica, dai, è Alberto Acerbis. Molti di voi, più donne che uomini, si capisce, hanno chiamato per sapere se abbiamo ancora la crema alla bava di lumaca, perché arriva l'inverno, la nostra crema Rimas, che è una crema riparatoria. La nostra crema Rimas la trovate anche lì su olioacerbis.com, sezione cosmetica. Però attenti una cosa, non parliamo di una crema riparatoria, dai, diciamoci le cose come stanno. Io adesso vi dico, ma usa questa crema biologica, buona, soluzione all'80%, olio di argan, burro di karité, fatta in Italia, pazzesca, 35 euro, potete vendere al farmacista, ci guadagna ancora lui. E voi dimostrate 20 anni in meno, bene, no, non ve lo dico, ma neanche se venite qua sotto tortura. La crema Rimas alla bava di lumaca biologica è una crema riparatoria. Allantoina, collagene, elastina, sostanzialmente allantoina, collagene, elastina sostanzialmente sono immaturi della nostra pelle. Dopo i 30 anni, re, papi, belli, brutti, sciori, non sciori, tutti, poeti, navigatori, noi produciamo sempre meno allantoina, collagene e elastina. Ecco che la nostra pelle invecchia, perde di colorito, di elasticità, di tono, viene aggredita dall'esterno, quindi le rughe. Voi mettete la crema riparatoria anche sulle macchie, sui brufoli, una cosa pazzesca, totalmente naturale. Attenti all'offerta che trovate sul sito chiamando 030 68 40 408 o il sito olioacerbis.com. Non sto scherzando, 3 creme alla bava di lumaca stamattina, 3, anziché 125 euro, 79 tutte e 3. Trasporto è gratuito, chiamate, dite
Radio Libertà. Grazie, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sì, questa sera è festa grande, noi scendiamo in pista subito e se vuoi divertirti vieni qua, ti terremo tra di noi e ballerai finché vedrai sventolare bandiera gialla, tu saprai che qui si balla ed il tempo volerà, saprai quando c'è bandiera gialla che la gioventù è bella e il tuo cuore batterà. Sai, quelli che non ci vogliono bene è perché non si ricordano di essere stati ragazzi giovani e di avere avuto già la nostra età. Finché vedrai sventolare bandiera gialla, tu saprai che qui si balla ed il tempo volerà, saprai quando c'è bandiera gialla e la gioventù è bella e il tuo cuore batterà. Finché vedrai sventolare bandiera gialla, tu saprai che qui si balla ed il tempo volerà, saprai quando c'è bandiera gialla che la gioventù è bella e il tuo cuore batterà. Siamo noi, bandiera gialla, vieni qui che qui si balla, vieni qui che qui si balla, siamo noi. Ragazzi, il fiatone mi fa venire questo pezzo, Bandiera gialla di Gianni Pettenati, e anche nel suo ricordo il grandissimo Gianni Pettenati non è più tra noi da qualche mese, e anche nel suo ricordo che si svolge un festival della canzone italiana anni 60, 70, 80 che vi farà ballare a voi giovani, giovani intendo quelli naturalmente che hanno più di 40, 50, 60, 70, 80 anni, assolutamente sì, e porterete anche i vostri figli e i vostri nipoti, ne sono certo. Quando, dove e come questo festival della canzone italiana anni 60, 70, 80? Fatemi salutare Gianfranco Mulas, ciao! Ciao Sammy, ciao, buongiorno. Oh Gianfranco, io non so mai come presentarti. Allora, tu sei imprenditore, manager, organizzatore, ma sei anche autore. Sì, ho avuto così l'occasione di scrivere alcuni testi per alcuni cantanti, insomma, ecco, questo è il privilegio, insomma, di scrivere alcuni testi. Beh, un privilegio che ti hanno dato, perché questi andando... artisti praticamente tu gli hai dato un palco importantissimo dove ritornare a cantare. Molti di questi fanno già tournée alla stragrande, ma molti altri effettivamente trovare spazio sui grossi mass media non sempre è possibile, e hai organizzato una serata l'11 di ottobre, un sabato alle ore 21 a Luino in provincia di Varese, dove sei riuscito, io non so come hai fatto, sei riuscito a riunirsi... Dimmi. No, vorrei precisare, non è una serata, è
il festival è l'appuntamento annuale del Festival della canzone nazionale degli anni 60, 70 e 80. Chiaro. Quest'anno siamo alla seconda edizione, quindi diventa un appuntamento fisso ogni anno. Cioè, capite? Cioè, questo li riunisce tutti quanti in una serata, in un festival che ritorna ogni anno a Luino, in provincia di Varese. Ma come fai? Siamo sulla sponda del Lago Maggiore, siamo in una location bellissima e ben adatta anche a questi grandi artisti. Il nostro progetto è quello di continuare nel tempo proprio come, facendo le dovute proporzioni ovviamente, come Sanremo c'è l'appuntamento annuale, noi lo facciamo annuale. Il nostro appuntamento è basato sulla musica italiana di quegli anni, degli anni 60, 70, 80. Quest'anno abbiamo addirittura grandissimi personaggi, c'è Mal, i Dick Dick, Enrico Maria Papes dei Giganti, Rosanna Fratello, Dario Baldambembo, Michele, Bruno Castiglia dei Bisonti, Giampieretti, Santino Rocchetti, Vilma Goic, abbiamo tantissimi artisti, sono 20 gli artisti che a Luino quella sera canteranno i loro grandi successi, insomma, ecco, quindi 2 brani a testa, faremo mattina, ma sarà sicuramente una serata eccezionale da non perdere. Cioè, capite? Scusa, vai. annuncio chi presenta, perché presenta Ettore Andenna e Elisabetta Viviani. Dai. Eh? Cioè, capite, questo è un evento, dovete immediatamente chiamare la vostra mamma, il vostro papà o la vostra nonna, il vostro nonno, e questo è un regalo che gli dovete fare, portarli sabato 11 ottobre, manca poco signori, alle ore 21 a questo secondo Festival Nazionale della Canzone Italiana 60, 70, 80 al Teatro Comunale di Luino in provincia di Varese. Ma attenzione, e qui arriva il punto interrogativo, portarli ok, ma c'è ancora posto? Perché mi dicevi guarda, siamo sold out, abbiamo pochissimi ancora posti, ma posso dirlo, forse sono una trentina di posti, ma in galleria. Va bene stesso. Va bene signori, perché comunque si balla, si rivede questi personaggi, poi immagino che poi alla fine dell'appuntamento si potrà anche salutarli, fargli fare... Ma chi arriva prima possono anche fare la foto prima, perché noi iniziamo tutte le prove dalle 14 del pomeriggio, iniziamo tutte le prove, sono tanti, anche perché abbiamo una coreografia, c'è un corpo di ballo, ci sono le vocalist, c'è tanta roba quindi che da preparare, quindi noi iniziamo tutte le prove alle 2, alle 14 del pomeriggio, quindi chi volesse fare anche un salto prima, entrare e farsi qualche foto con qualcuno dell'idolo che magari aveva in quegli anni, può farlo benissimo, non ci sono problemi. Dopo noi alle 8 c'è un servizio d'ordine che vieta le persone di salire sul palco, di andare... che cosa volete? Salire sul palco insieme a Mala, cantare insieme? Dove siamo? Tanti poi, lo scorso anno è successo questo, che tanti di sfroso, passando dietro, eccetera, che si siano trovati dietro nel backstage, eccetera. Quindi questi sono invasati come fossero ragazzini. È incredibile, d'altronde questi nomi e quando li beccate? Cioè a volte si vedono in televisione, in qualche serata, ma tutti insieme. Allora, Vilma Goic, Mal, Dick Dick, Enrico Maria Papes, viva l'amor, Dario Baldambembo, Michele, ma poi signori, Donato dei Profeti, Bruno Castiglia, Giuliano dei Notturni, il ballo di Simone, Giampieretti. No, devo dire... mi correggo, perché Giuliano dei Notturni purtroppo non ci sarà, la locandina era già stata fatta prima, però per un impegno improvviso purtroppo ma poi sono tantissimi ragazzi, sono tanti.
comunque sono tanti. Mamma Perché poi mia. c'è Franco I, Ho scritto Tamo sulla sabbia. Pacchi dei Nuovi Angeli, Singapore, Santino Rocchetti, I miei giorni felici, c'è Gatto Pancieri. Ecco, Gatto Pancieri è un grandissimo, e lui effettivamente l'hai chiamato come rappresentante degli anni '80, perché comunque Certo, ha fatto certo, storia. Ha fatto Bello. la storia, ma anche Dario Baldambembo ha fatto anche lui negli anni 80, fine 70, inizio 80, anche lui c'è dentro qualcosa. Quindi poi c'è Alventura dei Rogers, non so se vi ricordate, Guarda, un grandissimo Certo, successo, guarda, che poi, ma che robe. quella sera ce la fa ascoltare. E poi abbiamo degli ospiti interessanti, c'è Adele Cossi, la mezzosoprano, che con lei faremo la chiusura della serata con Volare, quindi lei interpreterà Volare, quindi tutti assieme faremo la chiusura. C'è questo Tony Ray, che è uno che imita molto Elvis Presley, quindi l'abbiamo preso perché così ci ricorda Elvis, fa 2 brani di Elvis Presley. E poi c'è l'attore teatrale Francesco Pellicini, che ci farà sentire qualcosa di Renato Pozzetto, qualche canzone, qualche battuta, insomma, in clima teatrale. Ecco, Cioè, questa è a grandi linee la serata. E dici niente. Allora, io il consiglio che do è di fare un colpo di telefono per prenotare, per essere sicuri di trovare posto. Prima di venire sarebbe il caso di fare un colpo di telefono, perché noi abbiamo a disposizione in questo momento una quarantina, forse non sono ancora sicuro, dei posti in galleria, mentre platea, prima fila, seconda fila, è tutto esaurito, siamo sold out. Allora, Quindi, prendete nota, do un numero: 346 10 53 876, ripeto 346 10 53 876, oppure 347 83 28 100 per prenotare il secondo Festival Nazionale della Canzone Italiana anni 60, 70, 80, in scena sabato 11 ottobre ore 21 a Luino, in provincia di Varese, ma soprattutto rivedere tutti insieme questi grandissimi artisti che abbiate 20 anni o che ne abbiate 80, fanno parte delle nostre tradizioni italiane. Rivederli tutti insieme è un colpo bellissimo, positivo al cuore. Vorrei precisare che noi non abbiamo messo i biglietti in vendita in quei posti tipo Ticket One, tutti quei posti lì, li abbiamo gestiti noi direttamente, anche per sentire un po' il parere delle persone che venivano. Bene, pensate che c'è gente che arriva da Belluno, ha prenotato gli alberghi, arriva da Reggio Emilia, da Cesena, dalla Liguria, dal Piemonte, arrivano persone che hanno prenotato persino gli alberghi già dal mese di luglio, hanno prenotato la serata, quindi è veramente molto, per noi molto gratificante tutto questo che stiamo facendo, perché siamo impegnati ormai quasi da un anno per questo evento, ma come siamo già pronti per il prossimo, perché abbiamo già in scaletta parecchi artisti che non abbiamo inserito quest'anno, ma che inseriamo il prossimo anno, quindi abbiamo già in scaletta, già lì pronti, altri 10 artisti già pronti per il prossimo anno, quindi l'appuntamento sarà fisso, sarà annuale per la canzone nazionale degli anni 60, 70, 80, che sono gli anni più belli della musica italiana, quindi non posso aggiungere nient'altro, che venite a vedere, ma quelli che sono venuti lo scorso anno, quest'anno hanno prenotato subito, immediatamente appena abbiamo aperto le prenotazioni, hanno prenotato subito tutti, quindi noi è da luglio che siamo quasi sold out, insomma. Beh, lo immagino, anche perché insomma fa parte della nostra giovinezza, ma anche, ripeto, delle canzoni
davvero immortali rispetto a quelle che si stanno facendo negli ultimi decenni, che non restano, sono diventate ormai roba fluida, roba liquida che passa Sì, dopo sì, che poche poi settimane. dopo qualche mese spariscono, non li senti neanche più, insomma. Ecco, Eh. qui ci sono pezzi che dopo 50 anni sono ancora attuali. Ci sarà un insomma, motivo. no? Certo, ci sarà un motivo se sono ancora attuali, no? Quindi, e tanti li cantano ancora, insomma, queste canzoni, quindi sono molto 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 belle e soprattutto ci ricordano la nostra infanzia, la nostra gioventù, i primi sentimenti, insomma, tante emozioni comunque in questa serata. Io sono molto contento di questa manifestazione perché abbiamo già TV che si sono accreditate, radio, insomma, social, insomma, c'è tanto movimento attorno a questo festival. Poi anche la stampa, in settimana usciranno già gli articoli qui a Varese, quindi sulla Prealpina, quindi abbiamo già un buon consenso anche dai media, insomma, ecco, questo è che ci dà quella linfa per proseguire nel nostro cammino, nel nostro progetto. Non sono solo io che ho organizzato questo, ma siamo in due, sono io e c'è il mio amico, socio, braccio destro, non so come, comunque un grande amico che è Francesco Cultrera, e siamo noi due che stiamo portando avanti questo grande progetto, questo appuntamento che ci auguriamo che sarà tutti gli anni. Direi che va avanti molto bene, signori, e vi seguiremo questi bellissimi eventi di volta in volta con Gianfranco Mulas. Io penso che sarai ospite, quindi ho già riservato una poltrona per te, quindi sei gentilissimo. Scapperò di casa quel sabato per venirti a trovare. Grazie. Devi farlo perché non puoi perderti una serata così. È vero. Non puoi perderlo. Sei già prenotato, ti ho già prenotato che la gentile. poltrona, sei in prima fila assieme ad altri artisti che verranno. Claudio Daiano, perché riceverà un premio. Canzoni pazzesche ha scritto Daiano, ragazzi. Daiano c'è per tanti motivi. Il primo perché ha scritto l'Isola di White, che la sera i Dick la canteranno, ma ha scritto tanti altri, poi ha scritto Divina, che canterà da Santino Rocchetti, Daiano, ma Daiano ha scritto tanti, e poi ha scritto Sei bellissima di Loredana Bertè, l'ultima, ma poi ha scritto Je t'aime mon en plus, non so se ve la ricordate. Urca, è censurata dalla Rai, certo, ai tempi. Censurata dalla Rai, scritta da Claudio Daiano, quindi ci sarà anche lui, riceverà il premio come tutti i nostri artisti ricevono il premio, che è la vela di vetro con la bussola, con la rosa dei venti. Questo è il nostro logo, il nostro simbolo del festival, e ognuno di questi artisti riceverà questo premio alla carriera come simbolo di partecipazione al Festival di Luino. E come simbolo ancora di bella musica che gira, per fortuna ancora in radio. Io ringrazio Gianfranco Mulas, un grande grazie, un grande piacere che hai fatto ai nostri ascoltatori, che ti stanno ringraziando a loro volta attraverso il WhatsApp. Ci risentiamo presto e soprattutto ci vediamo l'11 ottobre. Benissimo, ci conto tantissimo. Grazie Sammy, a presto. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Siamo matti, però ragazzi, quando sono di mezzo i ricordi, queste sono cose impossibili. Poi soprattutto pezzi che li ritrovate anche nella musica di oggi, perché inseriscono pezzettini di vecchie canzoni, li trovate nelle vecchie pubblicità anni 70-80, canzoni che mai avresti, cioè
vedere Luis Miguel con noi ragazzi di oggi fare la pubblicità della birra, ma quanto gli avreste dato a una canzone del genere? Perché sono canzoni alla fine che rendono meglio queste dei pezzi cazzosi di oggi, capisci? Vabbè, fammi vedere l'orologio dei desideri. Guardalo qua, signori. A proposito di appuntamenti da non scordare, un appuntamento è qui negli studi di Radio Libertà. Perché? Perché abbiamo scoperto che sono ancora disponibili alcuni orologi, quelli marchiati Radio Libertà, con la bottiglia presso fusa, quello bello che si ricorda un po' la voglia di sbevazzare qualcosa di buono, visto che è con l'autunno-inverno, un grappino la sera, un bottiglione così grosso, ci mettiamo dentro anche del vino buono buono. Beh, ragazzi, abbiamo ancora esemplari di questo orologio marchiato Radio Libertà negli studi di Radio Libertà in via Bellerio 41 a Milano. Se ci venite a trovare, avvisateci prima, ve li facciamo trovare in cambio di una sovvenzione, di un contributo volontario alla nostra radio, ve lo portate a casa. Tra gli appuntamenti da non scordare targati Lega, per chi ci ascolta in diretta, oggi lunedì 29 settembre, guarda caso a proposito di musica, l'appuntamento è invece al Punto Lega di Milano in via Esterle 29, angolo via Padova. Chi arriva? Paola Persico, responsabile CAV Buzzi e Ambrogino d'Oro 2016. La Paola Persico arriva questa sera alle 21 nel Punto Lega di Milano, via Esterle 29, angolo via Padova. Il tema della serata sarà nascita e progettualità del CAV Buzzi. Bellissima idea anche per incrociare Samuele Piscina, segretario della Lega di Milano, ed altri simpatizzanti della Lega e non soltanto, perché qua si parla comunque di cose importanti che non sono né di destra né di sinistra. La carta della Lega Lombarda me l'avete richiesta e vi invito a fare un giro sulla pagina di Lega Salvini Premier, perché l'hanno pubblicata negli scorsi giorni. Il pensiero della Lega, il federalismo e l'autonomia, il cuore della Lega, la libertà. Il segretario della Lega Lombarda, che è anche capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, ci ha fatto avere questa importante carta che è stata firmata da centinaia e centinaia di leghisti a Pontida il 21 di settembre e che chiaramente stiamo facendo leggere e firmare anche a tutti quelli che ci vengono a trovare nei gazebo della Lega. Cosa contiene? Vi faccio qualche esempio. Autonomia ed efficienza, meno Roma in Lombardia, più Lombardia a Roma. Tagliare gli sprechi pubblici prendendo come riferimento le regioni più virtuose. No alla centralizzazione dei fondi europei. In Lombardia e non a Roma si deve decidere come spendere i nostri soldi. Ragazzi, questa è roba Lega da sempre. Sul fronte sicurezza, più forze dell'ordine militari qui, perché più alto è il tasso di immigrazione clandestina, presidi rafforzati in stazioni e treni, meno richiedenti asilo nei comuni, poteri ai sindaci contro degrado e occupazioni abusive. Sul fronte della salute, libertà di scegliere come utilizzare le risorse del Fondo Sanitario Nazionale, senza vincoli statali, piena autonomia per curare meglio i cittadini lombardi. Questi sono solo alcuni esempi, ma si parla anche di stipendi, ragazzi, altra roba forte, sentite qua, stipendi parametrati al costo della vita. Quante volte me l'avete detto nelle vostre telefonate in diretta? Più alto nelle città lombarde il costo della vita rispetto ad altre aree del paese, nel pubblico con contrattazione collettiva nazionale, nel privato con contrattazione aziendale. E via via, ragazzi, e ci sono pagine e pagine che riguardano questa carta della Lombardia, la carta che la Lega propone per la Lombardia e per il Nord. La carta della Lega Lombarda, la trovate facilmente sul sito della Lega, legaonline.it, ma soprattutto sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Sto per andarmene, ma prima qualche messaggio perché siete
tostissimi, me ne avete regalati decine e decine di messaggi con i vostri pareri, io li leggo tutti, se non riesco a leggerli in diretta li leggo in privato. Un consiglio a quelli della flotilla: andate a lavorare pelandroni, scrive Roberto da Monza. E ancora, signori, WhatsApp al 34067096659. Con la Palestina ci abbiamo pure giocato a calcio nel campionato dei popoli senza Stato, ma ora la Lega sta diventando un pattume fascistoide di fanatici sionisti a gratis. Almeno si vedesse qualche risultato elettorale, invece nulla. Beh, insomma, diciamo che se dobbiamo scegliere, forse si sceglie Israele, perché dall'altra parte c'è gente mica tanto affidabile. Poi ci giochiamo a calcio volentieri, ma in un momento come questo, se proprio dobbiamo scegliere, o diciamo Palestina libera, ma fuori dalle balle Hamas, no? Ma se dopo anni nelle Marche la gente vive ancora nei container e le case sono ancora pericolanti, le ho viste con i miei occhi. Ricci si preoccupa di Gaza, ma perché non si trasferisce laggiù? Magari qui ci mettiamo qualcuno che ha a cuore le esigenze dei marchigiani. Ricordate che si vota fino alle 15, e le cose stanno andando parecchio bene. Anche in Val d'Aosta, sì, anche in Val d'Aosta. Ancora messaggi. Vediamo, riconoscano uno Stato che esisteva da millenni e oggi qualcuno lo vuole cancellare dalla faccia della terra. Come vedete, ben volentieri pareri discordanti su questo fronte, e poi io sono del parere che ci dovevamo imbarcare anche noi sulla flotilla. Pettenati, cartolaio in via Piero della Francesca a Milano, ricordi? Manzoni, sei un po' fuori zona, però dovresti andare anche tu a questo festival della canzone italiana anni 60, 70, 80, o no? D'accordo, me ne vado, signori, grazie a Francesco in regia, grazie a tutti voi della pazienza. Vi è piaciuta questa rassegna stampa? Ritorno in replica questa sera alle 20, ma è una minaccia domani mattina alle 7:30.